Amici di Diretta Sport, buon pomeriggio dal campo comunale di Settimo San Pietro per assistere all'11ª giornata del campionato di prima categoria girone A. Va in scena la sfida tra Atletico Settimo e Atletico Cagliari, formazione giovanissima per l'Atletico Cagliari, una formazione comunque nutrita anche di giocatori esperti quali Giorgio Piras, Andrea Berlucchi, ma lo stesso Stefano Zucca sono giocatori di ovviamente assoluto livello, di categoria superiore. Anche l'Atletico Settimo è composta comunque da giocatori giovani ma anche giocatori tanto esperti. Uno su tutti naturalmente, lo diciamo da inizio stagione, che è Enrico Cozza con la maglia numero 10 sulle spalle. Buon pomeriggio da Alessandro Carta e da Mattia Zeni per le immagini. È tutto pronto agli ordini del direttore di gara, il signor Crobu Simone della sezione di Oristano. Scendono in campo l'Atletico Settimo con maglia bianca con strisce rosse, pantaloncino royal e calza rossa, la sua classica divisa da gioco con Angioni tra i pali, poi Orru, Melis, Pisu, Vargiu, Cassese, Costa, Solla, Mura, Cozza e Perra. Il giocatore ex Castiadas, rientrato in questa stagione dopo un brutto infortunio che lo ha tenuto fuori per quasi un anno. Risponde invece l'Atletico Cagliari di mister Carlo Saba con Romoli tra i pali, poi Portoghese, Piras, Meloni, Pillosu, Picciau, Brundu, Andrea Berlucchi, Seu, Del Sordo e Stefano Zucca. Tra i giocatori ovviamente di categoria superiore citiamo anche Raffaele Picciau, il trequartista centrocampista in forza alla formazione cagliaritana. Tutto pronto, si aspetta il fischio del direttore di gara. C'è qualche problema in una delle reti per la precisione, quella difesa dall'estremo difensore Carlo Romoli. Andre, qui è tutto a posto. Io vedo tutto, lo sento. No. Sì, io lo sento anche dal PC. Quindi OBS. Chiudo il reato. Sì, male stava parlando. Adesso no? Siamo sempre in diretta, ovviamente le immagini di Diretta Sport per descrivere ancora questa sfida del campionato di prima categoria. Parte subito l'Atletico Cagliari, il lancio lungo di Raffaele Picciau, la sponda arriva con la maglia numero 17 Seu, pallone all'indietro, ancora Picciau, il controllo, giro palla, Berlucchi. Largo sulla destra, c'è il numero 6 Matteo Meloni, il controllo, palla ancora giocata in profondità dove va alla ricerca del pallone Piermario Brundu. Palla calciata da Angioni, la mette giù ancora Picciau, il controllo, la sterzata del numero 10 in maglia rosso-blu. Ancora palla sull'auto di sinistra, pallone giocato in profondità, c'è lo scontro con la testa. Non ferma il gioco il direttore di gara, poi Orru la spedisce in fallo laterale. Bene. Palla restituita all'estremo difensore Raffaele Angioni. Giro palla. Adesso Perra mette giù la sfera, poi mette in movimento Costa. Ancora Costa, porta palla, viene fermato dal numero 18 Del Sordo. Laterale già rimesso in gioco, palla allontanata, arriva Cassese di testa, va ad anticipare Zucca.
Adesso cambio fallo. Ancora Melis con la palla in mano. Rimessa in gioco ancora Cozza, il tocco morbido ancora per Melis di prima intenzione, c'è il controllo forse col braccio di Costa, tutto regolare, palla all'interno dell'area di rigore, poi c'è l'intervento in fase difensiva di Portoghese. Ancora Orru, è lui che esce, palla al piede, poi il tocco corto per Andrea Pisu, Solla con l'esterno, palla che arriva tra i piedi di Melis che allarga subito per Enrico Cozza, il pressing ancora della numero 14 Brundu. Ancora Brundu, l'ultimo tocco è il suo. Ancora lancio lungo, Pisu, l'ultimo tocco è ancora di un giocatore del settimo, vale a dire di Orru. Rimessa lunga, ancora Orru alla ricerca del pallone. Lancio lungo, va in profondità, il numero 7 Pilosu mantiene il posto di palla, il cross di Pilosu ribattuto ancora dalla difesa di mister Gianni Torre. Ancora fallo laterale, ancora l'Atletico Cagliari in proiezione offensiva, palla allontanata da Perra, anzi da Pisu, direttamente in fallo laterale. Cioè, è una cosa che farei perché sei corta è tua, Oh, ci siamo. Parte Solla, palla all'interno dell'area di rigore. Palla recuperata ancora dal settimo, ancora Orru in profondità, poi Berlucchi di testa lontana, palla nella zona centrale del campo, Cozza, c'è l'intervento su Cozza, tutto regolare secondo il direttore di gara, riparte così subito l'Atletico Cagliari. Poi il difensore centrale Mura che spedisce in fallo laterale. L'ho scommesso. Parla tra i piedi di Angioni, ancora giro palla per l'Atletico con Solla che si abbassa addirittura nella linea dei difensori, seguito comunque sempre da vicino
da un giocatore dell'Atletico Cagliari. Poi c'è l'intervento di Meloni di testa. Melis con le mani, ancora Solla, Melis il controllo, palla che rimane ancora in campo, Solla, anzi è Melis, la palla di ritorno di Chico Cozza, poi Berlucchi controlla la sfera che termina in rimessa dall'affondo. Ancora Andrea Berlucchi, lancio lungo, non può intervenire di testa Del Sordo. Adesso c'è il contatto, il fallo del numero 18, anzi in questa occasione era Del Sordo. Calcio di punizione per l'Atletico. Palla che gira dalla difesa con Mura, pallone lungo, lo chiama Romoli, palla già messa in movimento, Giorgio Piras con la sinistro raso terra in profondità, palla intercettata da Solla, cerca di ripartire subito l'Atletico Cagliari ma viene fermato da Andrea Pisu in mezzo al campo. Adesso Costa il controllo, alleggerisce verso Melis, all'indietro Cassese, ancora Cassese a ritroso verso l'estremo difensore Angioni. Mura cerca e trova Ruben Solla, palla in profondità, viene anticipato. Ancora Urru. Portoghese con le mani sull'out di sinistra, palla giocata in profondità, c'è ancora l'intervento di Urru che è uno dei marcatori principali dell'Atletico settimo in questo campionato. Ancora Giorgio Piras con tranquillità ed esperienza, poi Pisu viene messo fuori tempo da Pillosu, ancora Mura, palla giocata centralmente per Solla di prima intenzione, Vargiu il controllo del capitano, palla che gli scivola via, adesso lancio lunga, Angioni chiama la sfera, la recupera lui, la mette giù con la coscia, poi all'interno dell'area di rigore col sinistro gioca corto. Ancora Solla, palla toccata da Cozza, proprio la giocata troppo forte, ancora Giorgio Piras, Picciau la mette giù, ancora Berlucchi, adesso arriva Del Sordo, palla di prima intenzione, sbagliato il tocco, poi Melis ma c'è il pressing ancora di Del Sordo. Melis con le mani, Perra ma c'è il cambio a fallo. Ancora pallone lungo, arriva Mura, palla che termina direttamente in fallo laterale. Fallo laterale rimesso in gioco da Berlucchi, ancora pallone dentro, arriva Picciau, il controllo, smissa Picciau sulla corrente portoghese, ancora Portoghese che porta palla, si ferma, cerca e trova ancora Raffaele Picciau, osserva al centro dell'area di rigore ma Mura stacca più in alto di tutti, poi Orru, palla in profondità, Atletico in difficoltà in questo momento, Atletico settimo ovviamente perché entrambe le squadre hanno comunque nel nome la scritta Atletico, una a settimo, l'altra è Cagliari, ancora 0-0 il parziale. Angioni, niente, resta addosso. giro palla a Cassese,
posizione, sì. Ancora Cassese, e lui nella zona centrale del campo, palla dentro per Vargiu, si gira, scarica all'indietro verso Solla. Ancora Solla in profondità, Pisu con l'attacco, cerca di mettere in movimento Vargiu. Pallone colpito male dalla centrocampista con la maglia numero 4 dell'Atletico Settimo. Adesso Costa, ancora Solla, gioca in profondità verso Vargiu, si gira a Vargiu, perde prima il contatto con il pallone, poi con la punta tocca ancora per Solla, arriva Pisu, pressato da due giocatori, Pisu cerca e trova Cozza. Ancora il controllo, c'è il numero al limite dell'area di rigore di Perra che viene messo giù, tutto regolare secondo il direttore di gara. Si riparte ancora con Portoghese, Pillosu il controllo, ma arriva Orru che ha un altro passo, un altro fisico, palla all'interno dell'area di rigore, viene fermato da Giorgio Piras, poi Picciau all'interno della propria area di rigore, mantiene il passo palla, gioca corto ancora per Seu che allarga sull'au di destra. Berlucchi, ancora Picciau, alleggerisce per Giorgio Piras. Centrali difensivi di assoluto valore per l'Atletico Cagliari, due giocatori come Berlucchi e Giorgio Piras. Adesso palla dentro, Melis non aggancia, arriva il numero 14 Brundu che non riesce a controllare, a calciare il pallone. Adesso l'ultimo tocco è del giocatore con la maglia numero 17, numero 18, vale a dire del Sordo. Palla deviata in fallo laterale, Melis. Ancora pallone che rimane in campo, poi esce in fallo laterale dove arriva Berlucchi. Il controllo di Picciau all'indietro. Ancora Berlucchi, pressato da Cozza, poi c'è il pressing di Perra che ruba palla al numero 6, va a dire Matteo Meloni. Ancora Perra con l'esterno, pallone messo in mezzo, smanacciato, poi Pisu, c'è il gol di Pisu che tocca la pozzanghera e mette fuori causa il possibile intervento di Matteo Meloni, ma si sblocca il risultato al minuto numero 14 di questo primo tempo. Quattordicesimo minuto, Atletico Settimo 1, Atletico Cagliari 0. Il gol porta la firma di Andrea Pisu sulla smanacciata di Romoli. Palla che arriva tra i piedi di Andrea Pisu che col sinistro supera l'estremo difensore cagliaritano. Riparte subito con Portoghese, palla giocata corta, c'è il numero 17 Seu, ancora Vargiu, il lancio di Vargiu per Perra proprio tra Giorgio Piras e Berlucchi, poi Giorgio Piras riesce a toccare all'indietro ma c'è il calcio d'angolo. Siamo troppo bassi adesso, dai Melis, vai largo! Si è ridisconnesso. Cioè, ho fatto passare lì. Così, Costa! Vai esterno, uno! Vai largo, Melis! Calcio d'angolo, Cozza sul punto di battuta. Parte Cozza con la destro, pallone sul primo palo allontanato, poi pulisce l'area di rigore Pillosu. Adesso c'è il controllo di Costa, mantiene lui la palla, c'è il contatto con Zucca, il fallo. Si connette, si sì. 14esimo. No, più che altro non può muovere.
Sì, sì, va bene. Calcio di punizione, Vargiu sul punto di battuta. Dai Ruben, dai ragazzi! Parte capitana Vargiu col destro, pallone che gira ma sorvola la traversa. Si partirà con la rimessa in gioco per l'Atletico Cagliari. Ancora Romoli, stacca Ruben Solla, poi arriva Melis, il tocco è per Costa, c'è l'intervento in gioco falloso del numero 17 Seu. Vai Chicco, dentro! L'Atletico Cagliari da segnalare Matteo Meloni, classe 2002, che parte dal primo minuto. Guarda qualcuno, Ancora Atletico Cagliari in possesso palla all'indietro, Giorgio Piras, il controllo, poi gioca corto per Picciao che mette subito in movimento portoghese, pallone giocato dentro ma arriva Mura in chiusura, poi Vargiu mette giù la sfera, cerca di giocarla Andrea Perra, adesso palla di testa, arriva Angioni, Raffaele Angioni recupera la sfera con le mani all'interno della propria area di rigore, si accinge alla rimessa in gioco, ancora Angioni, lancio lungo, stacca a cozza di testa, lo anticipa Berlucchi, ancora Melis, ancora il controllo di Brundu che però sbaglia, arriva Pisu, controlla lui la sfera, ancora Pisa allarga per Cozza, non da punti di riferimento Enrico Cozza, ancora Cozza dentro per Costa, tenta di superare Berlucchi, poi la finta di Melis, palla che termina ancora in fallo laterale. Zucca allarga, palla giocata verso Picciao, Picciao mette in mezzo ma arriva Solla, poi Perra allontana Vargiu alla ricerca del pallone, Meloni di testa, ancora Solla, c'è libero Vargiu tra le linee, c'è l'intervento di Picciao su Vargiu, Picciao si ferma, non fischia il direttore di gara, Picciao solisce la palla in fallo laterale. Palla restituita subito all'Atletico Cagliari, Piras gira verso Berlucchi, si abbassa Raffaele Picciao, è lui che chiede e vuole il pallone tra i piedi, lo protegge dal pressing portato da Andrea Perra, ancora giro palla del sordo, adesso portoghese mette giù la sfera, ancora lancio lungo, Orru di testa, poi Solla, ancora Zucca di prima intenzione, Cassese col petto esce fuori dalla propria tre quarti
dalla prima tre quarti, palla per Costa, Vargiu, il passaggio di ritorno, la mette giù ancora Seu, c'è arriva anche Andrea Perra, l'ultimo tocco è di Berlucchi. Melis con le mani, ancora palla dentro verso Costa, la mette giù Costa, scarica per Perra, si gira Perra, ancora pallone giocato dentro, Cozza cerca Vargiu con il destro, Vargiu, palla che sfiora il palo alla destra dell'estremo difensore Carlo Romoli e termina sul fondo. Ora sì, il modem non sta funzionando. Ancora Romoli, stacca Sola di testa in anticipo su Berlucchi, su Del Sordo, poi adesso Berlucchi di testa, Pisula mette giù col petto Cozza di prima intenzione con l'attacco, poi Solla, palla che arriva a Costa, ancora cerca e trova Cozza che solleva una palombella verso il numero 5 Vargiu che viene fermato. Palla recuperata ancora dall'estremo difensore Romoli. Piras porta palla a lui, palla giocata in profondità ma capisce tutto Orru che esce palla al piede. Ancora Orru servito da Chico Cozza, ancora Orru, pallone giocato verso Vargiu, Berlucchi controlla l'uscita di Romoli, ancora Picciau, si abbassa e riceve il pallone il numero 18 Alessandro Del Sordo. Picciau nella zona centrale del campo, il lancio lungo in profondità, Cassese di testa in anticipo, poi Costa calcia lontano la sfera dove c'è Vargiu che la mette giù, poi arriva Perra, il controllo, il palleggio di Perra, pallone giocato ancora all'indietro per Cozza, Cozza apre verso Costa che commette un'ingenuità, la tocca con le mani. Palla che stava uscendo fuori, la tocca con le mani prima che la stessa però uscisse fuori abbondantemente in campo. Adesso battuta lunga, Berlucchi stacca a mura di testa, viene anticipato da Zucca. Il pressing di Pilosu su Angioni, Angioni mette giù la sfera, non viene pressato da nessuno. Ancora lancio lungo, stacca di testa Berlucchi in anticipo su Cozza, poi Pisu. Adesso nella zona dove c'è Costa che va a cercare il pallone, a contenderlo alla classe 2002 Meloni, poi c'è il foro laterale. Sì, però per il finito diventa rosso, Viene richiamato Picciau. Melis con le mani, c'è l'intervento di testa di Seu. Ancora palla messa giù da Andrea Perra, poi c'è il controllo di Pilosu. Zucca viene fermato da Ruben Solla.
Ancora con le mani Melis, lancio lungo, Perra la mette giù, addomestica anche questo, poi viene toccato probabilmente in maniera irregolare da Meloni, tutto regolare secondo il direttore di gara. Porta palla ancora del Sordo, cerca e trova Portoghese sul lato di sinistra, Portoghese scarica ancora per del Sordo. Picciau all'indietro, Giorgio Piras per Berlucchi, poi ancora Picciau, lancio lungo, stacca Melis di testa, poi Costa prolunga, arriva Picciau che la mantiene in campo. Ennesimo lancio di Picciau verso Pilosu, c'è il tocco, ma c'è il fallo di Pilosu su Melis. Ancora Angioni. Angioni sposta parecchi metri più avanti il pallone, adesso Vargio in anticipo su Berlucchi di testa, poi Meloni, l'ultimo tocco di Perra. Ancora con le mani, poi Solla di testa, però in gioco falloso su Zucca. Calcio e punizione, Berlucchi calcia lui col destro, pallone lungo, arriva all'interno dell'area di rigore, Zucca prova a girarsi, va giù, non c'è contatto all'interno dell'area. Adesso Vargiu, pallone sollevato, poi c'è l'intervento di Seu in anticipo, Pisu la mette giù, c'è il tocco di mano del numero 14 Brundu. Giro palla ancora Solla, adesso Costa per Vargiu, Cozza palla dentro per Perra, ma Giorgio Piras recupera coordinazione, posizione e pallone. Adesso c'è il fallo di Zucca. Fallo di Zucca su Pisu, poi si chiariscono i due. Gioca! Mi vuole dare un bacio! C'è Vargiu sul punto di battuta, parte Vargiu, pallone verso Orru che viene anticipato di testa da Piras, poi la rovesciata ancora di Pisu, palla recuperata dall'estremo difensore Carlo Romoli. Giro palla ancora per Meloni, all'indietro Berlucchi. C'è l'anticipo di Orru, c'è il fallo di Del Sordo, calcio di punizione in favore della formazione padrona di casa. Arriva Angioni.
Ancora Angioni calcia in profondità, Piras di testa spedisce il più lontano possibile, palla che termina poi in fallo laterale. Abbiamo superato la mezz'ora di gioco, sempre 1-0 in favore dell'Atletico Settimo grazie al gol messo a segno al minuto numero 14 da Andrea Pisu. Adesso Perra non aggancia, calcia Berlucchi in profondità, Solla di testa nella zona centrale del campo, poi c'è l'anticipo di Picciau, ancora Picciau in mezzo a due giocatori, mantiene il posto palla, si gira, allarga dove c'è Del Sordo, sovrapposizione di Portoghese che riceve in questo momento. Il cross di Portoghese, Cassese all'interno dell'area di rigore, stacca di testa, poi Orru la mette giù. Adesso c'è il rientro di Brundu, poi Pisu che allontana, Perra non riesce nel controllo, palla che termina il fallo laterale. Ancora Atletico Cagliari in profondità, Zucca l'aggancia al limite della di rigore, poi il destro provato dall'attaccante ex Cuscagliari e quarto 2000. Palla che termina sul fondo, Angioni la recupera. Arbitro, tempo! Arbitro, veglia! Veglia, arbitro! Ancora Angioni, lancio lungo, Cozza di testa prolunga per Vargiu, ma c'è Piras, Romoli chiama la sfera all'interno della propria area di rigore, la recupera con le mani. Ancora Romoli, Sola la mette giù, il tocco di Cozza ma capisce tutto Picciau che poi esce palla al piede. Ancora Picciau, il pallonetto verso Pilosu, Pilosu cerca il fondo pressato da Cassese, pallone messo all'indietro, la sponda, poi arriva con la sinistro Zucca che pareggia le sorti dell'incontro. C'è il gol di Stefano Zucca. C'è il pareggio dell'Atletico Cagliari al minuto numero 34. Bravo Carlo, dai. La sovrapposizione di Pilosu che prende in velocità Melis, trova il fondo, pallone poi giocato all'indietro ancora per Zucca che da pochi passi non ha difficoltà a superare l'estremo difensore Angioni. 1-1, tutto da rifare adesso per l'Atletico Settimo. Giro palla Orru, il pallone giocato lungo da Mura, Piras di testa per Romoli, adesso Picciau allarga per Berlucchi, c'è libero Meloni, Berlucchi preferisce giocare corto per Seu, ancora Seu all'indietro sempre per Berlucchi, Picciau la sponda, posso palla ancora per l'Atletico Cagliari, Seu si abbassa, riceve lui le finte, palla centrale per Zucca, però è sbagliato il passaggio, adesso Solla è lui che porta palla, viene fermato da Pilosu, Pilosu che a destra sta giocando molto meglio rispetto ad inizio partita che occupava la fascia sinistra. Un altro cambio fallo fischiato ai danni di Melis.
Fa laterale ancora Melis sul punto di battuta con le mani, questa volta cerca e trova Costa, poi Berlucchi recupera il pallone, lo calcia in profondità dove c'è Mura ben appostato. Picciau col petto la mette giù, pressato da Perra, ancora Picciau in mezzo a due avversari, poi all'indietro per Berlucchi. Ancora Berlucchi che riceve da Piras, Berlucchi col destro cerca di allargare ma Melis col petto la mette giù, può ripartire, pressato e fermato da Pilosu in maniera irregolare. Cozza all'indietro, poi Solla, pressato, adesso è ancora Melis, c'è il contatto e c'è il fallo di Seu. Stacca Berlucchi di testa, palla in profondità, Vargiu la mette giù, poi arriva Seu che calcia ancora sulla sua verticale dove Pilosu però non può controllare la sfera. Rimessa in gioco ancora da Melis per Solla, pallonetto morbido per Perra che mette giù la sfera, la protegge, poi perde però il contatto con la pallone, c'è l'intervento di Picciau al limite dell'area di rigore, giro palla ancora verso l'espertissimo Giorgio Piras. La finta, palla che non riesce a controllare Zucca, poi la allontana Cassese. (39 sul cronometro), 1-1 ancora il parziale tra Atletico Settimo e Atletico Cagliari. Adesso la sponda di Perra di prima intenzione, pallone che rimane là, si accascia un giocatore dell'Atletico Cagliari, probabilmente colpito in maniera fortuita dal pallone. Dovrebbe essere Raffaele Picciau, potrebbe aver girato la caviglia. Si rialza Picciau, viene soccorso dallo staff sanitario dell'Atletico Cagliari. Zoppica un po' Raffaele Picciau dal gesto che ha fatto alla compagno di squadra. Effettivamente sembra, come abbiamo descritto in precedenza, che sulla corsa il pallone gli è sbattuto in maniera fortuita sulla caviglia e l'ha girata. Angioni, questa volta con le mani mette in movimento Melis, il controllo di Melis, gira palla verso Cassese, ancora Mura che porta palla giocata dentro ma sbagliata, intercettata da Picciau che poi col sinistro mette in movimento Brundu, pallone troppo largo che termina però in fallo laterale. Ancora Mura che la mette giù, si va a ritroso verso l'estremo difensore Angioni, con la sinistro allarga dove c'è Costa, il controllo di Costa, il dribbling di Costa, poi c'è l'intervento falloso di Cozza su Seu, ma c'era il fallo in precedenza di Meloni sullo stesso Costa. Calci punizione Solla.
Gioca corto per Cozza, ancora la sponda, pallone giocato in verticale per Costa che allarga dove Pisu però non può arrivare. Orru col sinistro calcia in profondità. Pallone lungo che termina sul fondo. Ancora Romoli, stacca di testa Costa ma usa le braccia sul corpo dell'avversario, vale a dire Seu. Adesso Picciau calcia in profondità cercando Brundu del Sordo, ancora per Brundu, si accentra Brundu. C'è il fallo di Brundu su Orru. Sulla pallone ancora Angioni con la sinistro, ancora palla lunga, stacca Orru di testa, c'è Vargio a tu per tu con Romoli, non riesce ad arrivare sul pallone. Vargiu non in perfettissime condizioni fisiche, sta stringendo i denti per giocare questa partita. Ancora lancio lungo, Cassese di testa in anticipo su Zucca, poi c'è il tocco di Pisu, palla messo giù da Picciau. Si ferma ancora Picciau all'indietro per Piras. C'è Portoghese ma viene fermato ancora, anticipato da Orru, poi c'è il fallo su Orru. Arriva il giallo per Raffaele Picciau. Solla, palla intercettata però ancora dalla difesa dell'Atletico Cagliari. Adesso Melis in profondità, palla che termina nella zona dell'estremo difensore Romoli che la mantiene in campo. Ancora Romoli, Orru arriva a Costa, la mette giù con la petto, la controlla Costa, cerca di superare due avversari, l'ultimo tocco è di Pillosu che poi salva anche il pallone che probabilmente era ancora in campo. Cosa serve? Ancora Melis, ma terminano qui i primi 45 minuti di questa sfida valevole per l'11ª giornata del campionato di prima categoria girone A, 1-1 tra Atletico Settimo e Atletico Cagliari grazie ai gol messi a segno al minuto numero 14 da Andrea Pisu, la risposta di Stefano Zucca al minuto numero 34. Linea adesso alla pausa pubblicitaria, poi rientreremo sempre in presa diretta per descrivervi i secondi 45 minuti di gioco. Dalla cinquantennale esperienza di Commerciale Pirroni nel settore dell'edilizia nasce il nuovo showroom dedicato alla ristrutturazione della casa. Nella storica sede di via San Sperate a Decimo Mannu puoi trovare un fornitissimo reparto dedicato alla termoidraulica, ma anche stufe a pellet, impiantistica e le migliori proposte di pavimenti radianti. Commerciale Pirroni esegue sopralluoghi gratuiti e preventivi personalizzati, anche in loco. Commerciale Pirroni, qualità e affidabilità per la tua casa.
IT è una realtà tra le più versatili del panorama nazionale dell'ingegneria delle telecomunicazioni. L'azienda, sorta a Cagliari nel 2002, vanta uno staff tecnico di prim'ordine per la realizzazione diretta della rete di telecomunicazioni e di ogni tipo di progetto integrato multisettoriale. IT offre ogni tipo di soluzione e servizio nel campo del project management, realizzazione e collaudo, assistenza e manutenzione. IT, esperienza trentennale al servizio della nostra vita digitale. Directa Sport, le tue partite in diretta streaming. Directa Sport è la nuova web TV sarda dedicata agli eventi sportivi regionali. Calcio, basket, volley, atletica leggera e danza sportiva. Con Directa Sport decidi tu quando e dove vedere vincere la tua squadra del cuore. Se anche tu vuoi trasmettere il tuo evento su www.directasport.it, chiama il 347 45 41 255 o invia una mail a directasport@gmail.com. Con Directa Sport sei sempre al fianco dei tuoi campioni. J4 Sport si occupa della fornitura di abbigliamento e attrezzature sportive dei migliori marchi italiani ed esteri. Unico RA Pro di Cagliari, rivenditore gold del brand spagnolo Ioma, dei medicinali Sixtus, delle attrezzature Barrett e Schiavi, oltre che di tanti altri prestigiosi marchi. Sono tante le società sportive e gli atleti di tutti gli sport che si servono da J4 Sport e che continuano a seguire la nostra filosofia: vestirsi bene, comodi e al giusto prezzo. Ancora in diretta dallo stadio comunale di Settimo San Pietro per assistere alla 11ª giornata del campionato di prima categoria girone A tra Atletico Settimo e Atletico Cagliari. 1-1 il parziale. Dopo i primi 45 minuti adesso si aspetta soltanto il fischio del direttore di gara, il signor Crobu Simone della sezione di Oristano. Diamo subito un'occhiata alle formazioni riproposte dai due tecnici. L'Atletico parte con Angioni tra i pali, con la maglia numero 1 a destra Matteo Orrugo, la maglia numero 23 a sinistra Melis con la maglia numero 17. I due centrali difensivi sono Cassese con la maglia numero 6 e con l'altro centrale che è Mura con la maglia numero 14. In mezzo al campo Solla e il vertice basso con la maglia numero 8, ai suoi lati Pisu con la maglia numero 4 e Cozza con la maglia numero 10, poi c'è Costa insieme a Perra con la maglia numero 25 e anche il numero 5, il capitano Vargiu, che ha recuperato per questa partita, sta stringendo i denti per un problema fisico, ma è voluto essere presente in campo per dare una mano ai propri compagni di squadra. Risponde l'Atletico Cagliari di mister Carlo Saba, che schiera tra i pali Romoli. Adesso azione d'attacco ancora con Pillosu, il destro di Pillosu, palla che colpisce la traversa. Non ci sarebbe mai arrivato probabilmente l'estremo difensore Angioni, palla che colpisce la parte alta della traversa e termina sul fondo. Diciamo Romoli tra i pali, poi Brundu, Portoghese. C'è stato un cambio nell'Atletico Cagliari, c'è dentro il numero 5. Diamo un'occhiata alla distinta. C'è il numero 5 Uras Gabriele. Vedremo il posto di chi ha preso. Ancora calcio di punizione per l'Atletico Settimo. Diciamo Romoli, Brundu, Portoghese, Giorgio Piras con Berlucchi sono i due centrali difensivi. Probabilmente è uscito il numero 6 Meloni, ha lasciato il posto a Uras, si è spostato sull'Audi destra come vertice basso il numero 17 Seu.
quindi dentro Uras per Meloni. Quindi cambio per l'Atletico Cagliari che adesso va in profondità, palla controllata da Cassese, palla che termina così in fallo laterale. Calcio di punizione ancora per la formazione padrona di casa. Vai, vicino lì, non metto a urlare. Non metto a urlare. Sul punto di battuta Cozza. Ancora Cozza, pallone lungo, stacca Uras di testa. Il pressing di Brundu che recupera palla su Ruo, ancora Brundu. Viene affrontato e fermato da Pisu in maniera regolare, poi c'è il fallo di Picciau, già ammonito, rischia il doppio giallo. Calcio di punizione, Vargiu sul punto di battuta. A 4 minuti sul cronometro. Ancora palla lunga sul secondo palo, Cassese stacca più in alto di tutti, ma il rimbalzo trae in inganno il centrale difensivo dell'Atletico Settimo, ma arriva anche la segnalazione del direttore di gara, fuori gioco fischiato ai danni del numero 6 dell'Atletico Settimo, classe 1990. Ancora Pillosu, Cassese di testa, poi Cozza viene anticipato per Costa invece che mette giù la sfera. Cozza adesso la protegge e si gira, la gioca in profondità dove c'è ancora Costa, c'è il fallo su Costa. Giallo! È già 2! Anche da dietro adesso. Fallo ancora di Picciau. Ancora Vargiu sul punto di battuta, Cassese e Solla partono larghi, poi taglia anche Orru, palla sul secondo palo, Cassese non ci arriva. Palla che scivola così sul fondo. Romoli, rimessa in gioco nella zona centrale del campo, c'è il fallo di Costa, fallo ingenuo di Federico Costa. Calcio di punizione battuto da Berlucchi sull'out di destra dove attacca Pilosu. Adesso Del Sordo all'indietro, ancora per Pilosu, parte lui, palla al piede, si accentra, salta due avversari, ancora Del Sordo con la sinistra, pallone a giro ma arriva a Mura, poi la conclusione di Picciau dalla distanza, la finta di Orru con il pallone che termina sul fondo. Mentre si scalda con la maglia numero 16 Matteo Pintor per l'Atletico Cagliari. Ancora Piras, capitano Piras in profondità, Cassese di testa, ancora Pisu che prolunga, arriva a Perra, la mette giù, allarga per Orru. Orru è seguito da Brundu, ancora Orru che salta molto bene, anche il numero 5 Uras, ancora Vargiu.
Solla di prima intenzione, sbaglia il tocco, poi c'è l'intervento di Melis. Adesso Cozza, è lui che prende posizione. Palla lunga, ancora Pillosu, si accentra, non prova il sinistro, palla dentro, allontanata ancora da Orru. Laterale con le mani, poi Pillosu col petto, ancora per Seu. Del Sordo col sinistro il cross, pallone troppo lungo, pallone che scivola in fallo laterale. Arriva Orru per la rimessa in gioco con le mani. Cozza di testa, poi Solla allarga. Ancora Solla, c'è il movimento di Cozza, palla in profondità, giocata in verticale, arriva Picciau. Ancora Picciau che tocca per Brundu con l'esterno, poi mura di testa all'indietro verso l'estremo difensore Angioni. Recupera la posizione. Angioni la mette giù. Con la sinistro stacca Cozza, braccio largo ancora di Picciau. Rimane giù Chico Cozza. Arriva il primo cambio anche per l'Atletico Settimo, è pronto il numero 3 Montis, uscirà il numero 7 Costa. Buona Costa! Al 10° del secondo tempo. Fuori Costa, dentro Montis. Sarà lui l'esterno alto di sinistra. Anzi, farà all'interno di centrocampo. Ancora Vargiu, punizione, palla verso Perra che viene anticipato. Adesso Cassese la tocca, poi Solla calcia ma respinge ancora la difesa dell'Atletico Cagliari, che però riparte con il calcio di punizione già battuto da Berlucchi. Berlucchi per Giorgio Piras, il controllo col sinistro, c'è Portoghese libero che riceve, ancora Portoghese dentro, Zucca di prima intenzione per Brundu. Adesso arriva Orru, Orru aggira il diretto avversario, poi calcia in profondità dove però c'è Picciau, ancora Picciau dentro, Zucca il controllo, poi allarga per Portoghese, il dribbling di Portoghese, tenta il secondo dribbling su Pisu che lo ferma, ancora in calcio d'angolo. Picciau sul punto di battuta, sistema lui il pallone. Il movimento di Piloso, una finta a parte Picciau con il destro, pallone che gira sul secondo palo dove c'è Zucca che di testa tocca da pochi passi ma non inquadra la porta.
Ancora Angioni, la rimessa in gioco, pallone nella zona centrale del campo, c'è il contatto tra il numero 15 Berlucchi e Solla. Già battuta, giro palla, ancora Mura per Orru, palla dentro per Pisu con l'attacco, ancora mette in movimento Orru che ha spazio, prova anche il cross deviato da Picciao, arriva Romoli che però fa rimbalzare il pallone, non lo blocca, che rimbalza davanti e termina così in calcio d'angolo. Calcio d'angolo ancora Perra sul punto di battuta, palla che arriva all'interno dell'area di rigore, poi la rovesciata provata da Melis, calcio di punizione in favore dell'Atletico Cagliari. Poi sbaglia tutto Piras, questa è già una novità. Vargiu, la sponda per Solla, con l'attacco mette in movimento Pisu, ancora Pisu prova con l'esterno a mandare dentro Montis, ci riesce parzialmente. Montis sull'out di sinistra attacca, cerca lui la giocata sul fondo, ottiene il massimo con il calcio d'angolo. Vai ragazzi! Calcio d'angolo ancora per pallone che gira, Romoli chiama la sfera, la blocca. Ancora giocata corta, Berlucchi, Picciau il controllo, porta palla ancora l'Atletico Cagliari, giro palla all'indietro per Andrea Berlucchi, c'è libero Piras, riceve in questo momento il capitano dell'Atletico Cagliari col sinistro, pallone che rimbalza, Brundu non riesce a mantenerlo in campo. Adesso Ru con le mani, pallone giocato per Cozza, il palleggio, il controllo, adesso la mette giù Vargiu, Sola può allargare sull'out di sinistra, invece preferisce giocare ancora a destra per Enrico Cozza, il controllo di Cozza, cerca il fondo, stoppa la palla, la mantiene in campo, prestato da due giocatori, poi è lo stesso Cozza che recupera il pallone, c'è il fallo. Calcio di punizione in favore dell'Atletico, settimo. Guardate verso lì. Calcio di punizione ancora a Cozza sul punto di battuta. Soltanto Pisu sul primo palo, poi partono tutti dal secondo palo. Cozza con la destro, Romoli chiama la sfera, la recupera in presalda, arriva anche il fischio del direttore di gara. Calcio di punizione in favore dell'Atletico Cagliari. Ancora Romoli, adesso Picciao in profondità, Pilosu, il controllo prima con la testa poi con il petto, adesso arriva alla sovrapposizione di Portoghese, la scivolata di Orru, l'ultimo tocco è di Portoghese. Svegliati! Capitano, vai a
Cambio ancora per l'Atletico Cagliari, esce Del Sordo ed entra il numero 16 Pintor. Diciottesimo della ripresa. Lancio lungo, il controllo di Cozza, fermato ancora da Picciao, all'indietro portoghese per Piras. Di prima intenzione, Orru di testa all'indietro, poi Mura allontana, palla in faro laterale. Arriva Portoghese con le mani. Ancora Portoghese, lancio lungo, Zucca di testa, viene anticipato da Mura in calcio d'angolo. Il tocco con la testa di Mura era abbastanza evidente. Adesso c'è il giallo per Berlucchi. Andate giocatore, di la verità! Devi essere sportivo! Arbitro, non stai guardando la partita! Si parte ancora con Angioni, il sinistro di Angioni nella zona centrale del campo dove stacca Brundu. Ancora Melis per Montis che viene fermato ancora in faro laterale. Solla la tocca dentro, ma c'è Picciao che controlla. Ancora Picciao dentro, Brundu è di spalle, pressato, viene fermato. Adesso Perra in anticipo, poi Berlucchi lo disturba. Perra tocca male il pallone. Adesso anticipo pulito di Melis. Solla, il controllo adesso di Montis, il cross, Cozza di testa, non riesce ad arrivare sul pallone. Poi Pintor. Dai ragazzi! Melis con le mani. Adesso Zucca alla ricerca del pallone, Mura all'indietro. Angioni calcia di prima intenzione dove c'è Uras. Adesso Pillosu, il controllo di Pillosu, mantiene lui il posto palla e all'interno dell'area di rigore col sinistro, palla sul fondo. Non vedi niente! Ancora Angioni, messa in gioco lunga nella zona centrale del campo. C'è l'anticipo di Pintor di testa, ma commette fallo lo stesso numero 16 dell'Atletico Cagliari. 22esimo minuto. Ancora calcio di punizione battuto, Montis la mette giù col petto. Affrontato adesso da Brundu e da Seu, va a cercare di andare via Montis, lo ferma Seu, palla che termina però in faro laterale. Adesso lancio lungo, Romoli chiama la sfera, Perra non può arrivare sul pallone. Lancio lungo di Romoli all'indietro, poi Angioni arriva sul pallone. Ancora Angioni fuori dall'area di rigore, lancio lungo di testa a Montis e poi arriva a Cozza. Il cross di Cozza con la sinistro, Romoli la
chiama la sfera e la recupera, mette subito in movimento Portoghese, palla giocata dentro per Pilosu, ancora all'indietro Picciau, giro palla verso Berlucchi, il destro lungo Melis di prima intenzione, Cozza va alla ricerca del pallone, lo calcia poi Andrea Berlucchi, ancora Pintor, contatto con Montis, adesso Cozza di testa ma dove non ci sono giocatori dell'Atletico Settimo, lancio lungo di Piras, va alla ricerca del pallone Stefano Zucca, pallone che non può essere controllato. Un altro cambio, entra Giovanni Cocco. Il 24esimo minuto. Al posto di Melis, quindi si abbasserà Montis a fare l'esterno di sinistra. Fuori Melis, dentro Cocco. Rimessa in gioco con le mani, poi Cozza cerca di prolungare Pilosu per Zucca, ancora pallone verso Pilosu, Mura controlla con una finta, fa uscire la palla sul fondo. Adesso Vargiu, Mura di testa, Solla ancora, ma dove c'è Picciau che la mette giù con la petto, poi con l'esterno mette in movimento Brundu, fuori gioco fischiato ai danni di Brundu, fuori gioco effettivamente discutibile. Adesso Orru lascia ad Angioni, ancora Angioni col sinistro, pallone lungo, non stacca Cozza, stacca invece Berlucchi, la mette giù Perra, allarga per Pisu, l'autore del gol del momentaneo 1-0, ancora Pisu, ancora il centrocampista di Burcei. Adesso Brundu si accentra, entra dentro il campo, all'indietro ancora per Portoghese col sinistro, pallone lungo, Cassese in anticipo su tutti, spedisce la palla in foro laterale. Ancora Portoghese di testa Brundu, c'è il fallo commesso da Orru. Sul punto di battuta Picciau, arriva il fischio del direttore di gara. Parte Picciau, pallone che gira prolungato da Pilosu che poi lo gira ancora all'interno dell'area di rigore. Brundu di testa, poi arriva Zucca in anticipo Angioni. Adesso Perra. Picciau la mette giù. Ancora Picciau col sinistro, Rupero in anticipo su Pilosu, poi Uras, ancora Pilosu con l'attacco, anche Brundu con l'attacco, le finte di Pilosu. È lui che prova il destro a giro, il gol di Pilosu, e questa è una grande giocata, è un gran gol quello del numero 7 rossoblu che manda la palla sul palo lontano
Pallone a giro sul palo lontano ed è il vantaggio per l'Atletico Cagliari. Al minuto numero 28. Atletico Settimo che continua a macinare gioco, a costruire occasioni, ma continua a realizzare poco, a concretizzare comunque poco. Adesso perde palla a Solla, c'è il pressing di Perra, palla recuperata da Enrico Cozza. Adesso pallone dentro, Berlucchi lo svirgola all'interno della propria area di rigore. Lo recupera Romoli, quindi vantaggio per l'Atletico Cagliari. Cassese protegge l'uscita di Angioni, ancora Angioni con la sinistro, rinvio lungo, Cozza cerca di toccare il pallone, di agganciarlo, poi c'è il fallo di Cocco. Calcio di punizione in favore della formazione ospite. Ancora Solla la mette in profondità, c'è il controllo di Vargiu, poi Vargiu allarga per Orru, c'è il tocco di Picciao, pallone che colpisce in piena faccia Orru, ancora Picciao lo recupera, mette in movimento Brundu sul lato di sinistra, ancora Brundu, pallone all'indietro, Portoghese il controllo, gioca ancora, poi c'è Orru che recupera il pallone, lo allontana, Picciao pressato da Perra, ancora Picciao che controlla il pallone, poi c'è il fallo di Perra. Ancora Picciao sul punto di battuta. Sovrapposizione di Portoghese, pallone giocato all'indietro per Piras. Palla dentro Pilosu, il controllo, mantiene il posto palla Pilosu che poi allarga per Portoghese. Stacca Mura di testa. Fa laterale ancora in zona d'attacco per l'Atletico Cagliari. Ancora il controllo di Picciao, il dribbling di Picciao su Cozza, poi Pisu in pressing Portoghese, c'è la giocata di Uras. Palla giocata lunga da Orru, Cozza, c'è il pressing di Picciao, ancora Cozza in profondità per Coco, ma c'è la chiusura di Berlucchi, lancio lungo, ancora Pillosu, protegge il pallone, poi c'è il fallo di Cozza. Giallo anche per Zucca. Cambio in
stato chiamato un cambio per l'Atletico Cagliari, non effettuato. Adesso Picciau, lancio lungo di testa Brundu. Viene fischiato invece il fallo adesso in favore dell'Atletico Settimo. È pronto la Latta. Fuori il numero 19 Stefano Zucca, dentro la Latta. Minuto numero 33. Fuori Zucca, dentro William la Latta. Classe 1999. Adesso Vargiu, il controllo, il lancio con la sinistro, l'ottima chiusura di Seu. Adesso c'è Cozza in pressing, c'è il fallo di Cozza, c'è il giallo anche per Cozza. Berlucchi calcia a lungo, la Latta alla ricerca del pallone, lo protegge, lo mette giù, pressato da Montis. Adesso c'è la palla in fallo laterale. Ancora adesso Picciau mantiene il passo palla, pressato e fermato da Perra. Rimessa in gioco ancora con le mani. Poi c'è la palla in profondità, Cassese cerca di giocarla, poi Brundu la recupera. Ancora il cross di Brundu, Pisu di testa, spedisce però in calcio d'angolo. Chi vuole giocare? Calcio d'angolo, ancora Pillosu con la destro, pallone che gira, arriva a Piras di testa, Angioni recupera la sfera, ancora Angioni, lancio lungo, c'è il fallo su Vargiu. Fallo di Seu su Vargiu. Ancora Cozza con la destro, pallone lungo, lo chiama Romoli. Pallone lungo bloccato dall'estremo difensore dell'Atletico Cagliari, che poi rimette in gioco, lancio lungo di testa Montis, c'è il fallo di La Latta. Adesso calcio di punizione, c'è il richiamo verbale per Pintor. Palla giocata da Cassese, Montis con la sinistro, pallone messo in mezzo, Piras allontana, palla recuperata ancora da Cozza. Adesso il lancio, Vargiu la mette giù col petto, ancora Vargiu per Ru, con la sinistro Ru, pallone che si allarga.
Largo a sinistra, centrocampo, centrocampo. Romoli rimessa in gioco, il controllo di Solla, ancora Solla, pallone dentro per Vargiu, il controllo, può allargare per Urru, invece cerca direttamente Pisu, il controllo di Pisu 1 contro 1 con Portoghese, pallone dentro per Urru, il cross, ancora Urru con il sinistro, doppio cross, poi pallone toccato forse con un braccio all'interno dell'area di rigore, adesso Brundu, arriva Cassese che ferma l'azione offensiva del giocatore dell'Atletico Cagliari, ancora Cassese rilancia però la latta, la recupera Uras, c'è il pressing di Perra, addirittura il attacco, poi c'è il fallo di Uras, c'è il giallo per Uras. Hai la mano! 39 sul cronometro. Orru gioca corto per Mura, ancora Orru con la destro, pallone che arriva nella zona dove c'è Piras che stacca di testa, poi Uras non riesce a mantenerla in campo, ancora Orru con le mani, rilancio lungo, Vargiu la prolunga, Perra, c'è il passaggio verso Cassese. Le proteste di Capitan Vargiu, arriva anche il giallo. Si riprende finalmente a giocare Romoli con la destro, pallone lungo, Orru stacca di testa in anticipo sulla latta, poi Pisu ancora di testa, c'è il fallo su Pisu, arriva Cozza, Cozza calcia per cercare di colpire Uras, davanti alla palla. Uras oltretutto già ammonito, calcia forte, sbaglia la traiettoria, palla che finisce in fallo laterale, nessuna deviazione almeno dalla nostra postazione. Lui invece dice che c'è stato un tocco, fallo laterale in favore dell'Atletico settimo. Ancora un Rugo con le mani, palla colpita di testa da Piras, poi arriva Romoli, pallone che rimane là, poi la latta che calcia, l'ultimo tocco è di Cocco. Romoli viene richiamato dalla direttore di gara. 42 sul cronometro. Ancora Romoli con la destro, pallone lungo, stacca Pintor, poi palla nella zona centrale della tre quarti dell'Atletico Cagliari dove c'è Picciao. Adesso arriva Angioni fuori dalla propria area di rigore, calcia Angioni. Poi Sola viene ostacolato, non può intervenire sul pallone. Fallo laterale sul punto di battuta Seu. Ancora cambio fallo. Sola, pallone dentro per Vargiu, la sponda. Poi Cozza cerca di intervenire sul pallone. Viene fermato da Pintor, la giocata di Pintor, poi c'è il contrasto deciso con Orru.
Palla giocata ancora da Angioni, Solla di testa prolunga, poi Piras in anticipo, adesso Montis, palla messa giù, anzi tenta di metterla giù Cocco, poi c'è il fallo di Cassese su Brundu. Ancora lancio lungo, Piloso di testa, Cozza va a cercare il pallone, lo contende a Brundu che poi lo gioca in profondità, ancora Orru, Uras la mette giù, c'è il pressing di Orru ancora su Uras, poi l'ultimo tocco è di Uras secondo il direttore di gara. Arriva Angioni, rilancio lungo, ancora il tocco di testa di Pintor, poi Solla la mette giù ma sbaglia, ancora il tocco per alla ricerca del pallone, arriva Pisu, mette in movimento Orru, il tocco dentro per Cocco, chiama la sfera a Romoli. E la recupera, ancora Romoli, destro lungo, la zona di Brundu, Cassese di testa, poi Cozza prolunga, ancora Pintor, la Lata perde il controllo del pallone, adesso Solla, pallone dentro ma Berlucchi allontana, Pillosu calcia in profondità, c'era la posizione irregolare di Brundu in partenza, lo ha visto il direttore di gara, calcio di punizione a favore dell'Atletico Settimo. Stiamo arrivando al minuto numero 45, poi si aspetterà il recupero, ancora Vargiu, lancio lungo, Pisu viene anticipato, palla recuperata ancora dall'Atletico Settimo con il numero 14 Mura, che si è portato sull'out di destra. 4 minuti sono quelli di recupero, adesso cambio fallo. Portoghese con le mani, ancora Mura di testa, adesso Picciau dentro per Brundu, il controllo di Brundu prova il destro, palla sul fondo. Lancio lungo, la Latta di testa, poi va alla ricerca del pallone, contatto con Orru. Cambio. Palla messa all'interno dell'area di rigore, poi Pisu la controlla con la sinistro, calcia, palla che termina poi sul fondo. Ormai non si gioca quasi più. Ancora Romoli, lancio lungo, c'è il fallo di Pisu. Non sai perché, nemmeno noi lo sappiamo, guarda. Arriva Picciau che lascia poi a Piras, lancio lungo sbagliato però di Piras.
Sono passati quasi 3 minuti dei 4 di recupero dati dal direttore di gara. Adesso fallo laterale per l'Atletico Settimo. A sinistra, guarda. Solla, poi Pintor calcia in profondità, c'è il contatto tra Brundo e Mura. Vai Raffo! Vai su, a sinistra! Arriva Angioni per il calcio di punizione, sistema lui il pallone, calcia Angioni, pallone alto, Romoli chiama la sfera, la smanaccia, poi Pintor la allontana. Montis con la destro, palla calciata in profondità, il controllo di Cozza, il controllo di Cozza all'interno dell'area di rigore, dove c'era effettivamente tanta gente. Arriva il rosso anche per Pisu, per Andrea Pisu. Quindi il rosso per Pisu che deve lasciare il campo. E poi arriva il triplice fischio. Triplice fischio che chiude la sfida tra Atletico Settimo e Atletico Cagliari. Continuano però le proteste dei giocatori dell'Atletico Settimo. Ancora in diretta per vedere queste ultime fasi della sfida valevole per l'11ª giornata del campionato di prima categoria Girone A. Finisce col risultato di 2-1 in favore della formazione ospite dell'Atletico Cagliari, grazie al gol messo a segno da Zucche Pilosu. Il vantaggio per l'Atletico Settimo firmato da Andrea Pisu nel primo tempo dopo 14 minuti, ma un'altra sconfitta per l'Atletico Settimo in casa. Dal comunale di Settimo è tutto. Da Alessandro Carta e da Mattia Zeni per la parte tecnica e le immagini. Un ringraziamento, vi diamo appuntamento naturalmente sempre su Directa Sport con i prossimi impegni targati sempre Directa Sport. Buonasera. Directa Sport, le tue partite in diretta streaming. Directa Sport è la nuova web TV sarda dedicata agli eventi sportivi regionali. Calcio, basket, volley, atletica leggera e danza sportiva. Con Directa Sport decidi tu quando e dove vedere vincere la tua squadra del cuore. Se anche tu vuoi trasmettere il tuo evento su www.directasport.it, chiama il 347 45 41 255 o invia una mail a directasport@gmail.com. Con Directa Sport sei sempre al fianco dei tuoi campioni.